Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. L'argomento di oggi è la matrice. E questa è una lama dei tarocchi, scusate, delle sibille, e la sibilla, la classica sibilla, la vera sibilla, ecco, questo è un mazzo che vi avevo già mostrato, che ha oltre 20 anni, molti più di 20, ed è mia compagna appunto da tantissimo tempo. La Sibilla, diciamo così, è mia compagna da tantissimo tempo. Allora, questa carta, perché proprio questa carta? Allora, moltissime persone che mi contattano, o quando poi siamo in fase di consulto e mi chiedono appunto una lettura con i tarocchi, vengono raffigurate da questa lama. Cioè, quando guardo la loro situazione, mi compare questa. Ora, io non so se appunto anche a voi, facendovi il consulto, comparirebbe questa, però parliamone perché sicuramente vi potrà tornare utile. Allora, questa lama intanto appartiene al seme di cuori, dunque stiamo parlando di un ambito emotivo, sentimentale, perché in parallelo del seme di cuori, per quelle che sono le nostre lame tradizionali italiane, è associato, cioè il cuore è associato alle coppe. Le coppe sono associate all'elemento acqua, l'elemento acqua è associato al regno delle emozioni. Al regno delle emozioni, l'intuito, l'inconscio, l'aspetto femminile, l'aspetto più appunto emotivo, legato ai sentimenti. Dunque, quando ci compare una lama o di coppe o di cuori, già sappiamo che prevalentemente l'interpretazione sarà collegata a un qualcosa di emotivo, qualcosa di sentimentale. Cos'altro ci dice questa lama? Guardiamo intanto la sua immagine. L'immagine è sempre molto indicativa nelle sibille e ci sta appunto trasmettendo una serie di significati. Questa donna è seduta, sta contemplando, si direbbe, un medaglione e in genere questo tipo di medaglioni era di quelli che contengono una fotografia, che si portano sul cuore e dunque sta parlando di un qualcosa, no? Che può essere stato un dono che questa donna ha ricevuto, probabilmente un dono dal suo amato e dunque è la raffigurazione della donna amata o dell'uomo amato. Non è che necessariamente quando compare la carta della matrice eh, matematicamente abbiamo a che fare con una figura femminile, è semplicemente la persona amata. A questo punto il sapere questo ci spinge ad un'altra riflessione. Dobbiamo intanto vedere un po' l'atteggiamento generale, cioè lei guarda il medaglione, è sola, è seduta e ha alle spalle della vegetazione un albero in particolare. Dunque è qualcosa comunque di rasserenante, questa persona è circondata da buoni sentimenti, ma la sua postura, così come il suo guardare il medaglione, fa capire che questa persona è un po' ferma, è bloccata in qualcosa forse che ha a che fare con il passato. Dunque, cosa succede in un consulto, soprattutto quando si chiede di qualcuno, no? Si sta cercando di capire se questa persona può essere interessata a noi, se questa persona può ricambiare il nostro sentimento e quando compare questa carta in risposta non è così scontato dare un esito positivo, cioè il fatto che sia di cuori non significa matematicamente che la persona ci sta ricambiando. Attenzione, può anche essere che siamo noi questa carta qua, come ho detto all'inizio, molte persone risultano identificate da questa carta. Dunque
Cosa ci vuole dire? Ci vuole dire che forse non siamo ancora aperti a intraprendere una nuova relazione o a ricambiare i sentimenti che stiamo ricevendo. È probabile che appunto se noi stiamo interrogando le sibille per capire i sentimenti di qualcuno nei nostri confronti, se dovesse comparire questo, allora è possibile che questa persona appunto riceva le nostre attenzioni, ma sia un po' ferma su qualche storia precedente e non sia ancora disponibile a ricambiarci completamente. Non significa che non abbia nulla nei nostri riguardi, ma non è sulla stessa lunghezza d'onda, non è allo stesso punto in cui vi trovate voi. Viceversa, se questa carta, questa lama delle Sibille viene a raffigurare voi e dunque in una sezione della stesa in cui appunto parla di voi, allora siete voi che in questo momento state ricevendo delle attenzioni, dell'affetto, di qualcosa, ma non siete nella condizione di intraprendere nulla. Oppure se anche ci fosse un potenziale di una eventuale storia o un nuovo inizio, è probabile che voi ci mettiate un po' di più a ricambiare e a coinvolgervi. Dunque, cosa viene spontaneo fare quando vi rendete conto appunto di essere bloccati, soprattutto se poi accanto a questa lama ne compaiono altre dove chiaramente si parla di attrazione o comunque di qualcosa che tiene fermo, cioè non c'è una conferma sui sentimenti, ma piuttosto le carte intorno vanno a sottolineare come ci sia appunto del rimuginare o qualche ancoraggio legato al passato. Cosa fare dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista del lavoro interiore per superare questa impasse? Molto spesso appunto vorremmo intraprendere qualcosa di nuovo, vorremmo aprirci al nuovo, vorremmo vivere quel sentimento che tanto agogniamo, ma che in fondo è ancora associato a qualcuno del passato e non sappiamo appunto come chiudere determinati capitoli. In questo caso, oltre alla programmazione dell'acqua, alla programmazione del subconscio, che restano sempre strumenti assolutamente validi e efficaci in qualsiasi ambito o settore in cui vengano applicati, possiamo fare un esercizio che rubiamo dalla PNL o comunque dalla programmazione del subconscio. Ed è un esercizio che è molto molto interessante, molto molto veritiero perché corrisponde esattamente a come funziona non solo la nostra mente ma la nostra vita. Infatti si usa il pretesto del computer. Lo spiegherò meglio, adesso però vi spiego cosa succede, cioè perché è così utile e rispondente questo esercizio. Allora, tanto per cominciare, ciascuno di noi può essere paragonato a un PC. Un PC che quando viene configurato viene messo in rete. Dunque, nel momento in cui viene messo in rete, esattamente equivale a quando nasce e quando interagisce nel tessuto sociale, ecco che comincia appunto a scambiare informazioni anche al di fuori della propria realtà, ma per cominciare è un'unità che è appunto un PC. Ciascuno di noi ha dei potenziali, delle capacità, delle predisposizioni che possono essere anche di base genetica e per questo abbiamo una infinità di modelli o di hardware, componenti di hardware che non sono necessariamente uguali l'una all'altra, c'è qualcuna più aggiornata, qualcuna più datata, diciamo così. E dunque c'è una grandissima varietà che appunto è effettivamente corrispondente nella realtà. Noi pensiamo ogni giorno nascono nuove persone, ogni giorno le tecnologie anche di IT
proseguono e si migliorano. Dunque è un paragone che calza perfettamente con come funziona il mondo anche nei regni spirituali e dai regni spirituali nel regno della materia. Dunque, proseguiamo. Ognuno dunque è un computer a sé con la propria dotazione hardware, ma anche la propria dotazione software. Cioè noi abbiamo appunto delle peculiarità di natura fisica, ma anche di natura emotiva, intellettiva, e dunque a ciascuno di noi sono stati installati, diciamo così, dei programmi che servono a gestire appunto la componentistica hardware, e la componentistica hardware sostiene determinati programmi che magari con altri non funzionerebbero così bene come fanno questi che abbiamo installato. Allora, come vedete risponde perfettamente e non potrebbe essere diversamente proprio per la legge della similitudine, no? Come in cielo così in terra, come in alto così in basso, come dentro fuori. Dunque è un esempio che ci aiuta ed è per questo che è tanto efficace, perché noi quando andiamo a fare questa operazione la facciamo per corrispondenza anche dentro di noi. Allora, questa operazione cos'è? È archiviare. Facilissimo, per chi ha un minimo di competenza sul computer sa benissimo che è possibile archiviare del materiale. Tanto per cominciare, alcuni computer che hanno un grandissimo spazio su disco vengono bipartiti, ma ci sono altri che vengono tripartiti e così via, però basterà nella nostra immaginazione visualizzare un disco C e un disco D. Il disco C sarà appunto dove sono caricate tutte le app e tutte le cose che utilizziamo quotidianamente, che ci servono e che sono importanti per il buon funzionamento del nostro computer, mentre sul disco D possiamo andare a posizionare vecchie canzoni, fotografie, libri, qualsiasi documento che non utilizziamo più tanto frequentemente e che comunque non intendiamo cancellare. Dunque, più o meno penso che qualcuno abbia già capito dove stiamo andando a parare. Se abbiamo appunto chiuso una storia, ma non l'abbiamo ancora chiusa a livello emotivo, non siamo ancora riusciti a distaccarci e lasciando dunque lo spazio che questa storia occupa sul disco C libero per una nuova storia, allora è necessario procedere con l'archiviazione, soprattutto se abbiamo capito che questa cosa è chiusa completamente dall'altra parte. Attenzione, il fatto che noi la spostiamo sul disco D non significa che se mai un domani questa persona dovesse ancora farci battere il cuore e se mai un domani questa persona dovesse tornare nella nostra vita non sia possibile recuperarla. Cioè questa operazione è un'operazione che ci permette però di avere un po' di respiro, di vivere e magari un domani poi di avere la forza di cancellare quel materiale. Ma intanto è un'operazione che c'è questa dell'archiviazione che ci permette di girare pagina e credetemi moltissimi di voi pensano di averlo fatto, non l'hanno fatto veramente e lo si vede da come poi scelgono il partner successivo che in qualche modo è o l'opposto di quello precedente, il che fa capire che non abbiamo ancora veramente chiuso, perché il fatto di cercare qualcuno completamente opposto sia nell'aspetto fisico che caratteriale ci fa capire che quella parte non è superata, non è trascesa, proprio perché c'è un bisogno disperato di riequilibrare con la forza e la leva opposta, oppure addirittura qualcuno sceglie una persona fotocopia della precedente. In ogni caso, quello che ci muove interiormente non fa di noi delle persone libere. Detto questo, allora avete già capito che sarà necessario entrare sul disco D, creare una nuova cartella, una cartella a cui daremo o il nome di quella persona o la mia storia con, oppure qualsiasi cosa che ci permetta
di ritrovare questa cartella o di identificarla in modo molto chiaro per quanto riguarda il nostro aspetto mentale conscio ma anche inconscio. E una volta creata questa cartella faremo proprio questo esercizio, cioè oltre a visualizzare la creazione della cartella, visualizzeremo noi che cerchiamo tutti i ricordi associati a questa persona, tutti i ricordi condivisi, potrebbero essere delle istantanee, delle foto, dei filmati, perché magari abbiamo ricordo di alcune situazioni, di alcuni momenti che possono essere stati piacevoli, possono essere stati dolorosi, non fa differenza e noi prenderemo e trascineremo tutto su questa nuova cartella. Nel tempo potrebbe essere necessario ripetere l'operazione perché potrebbero emergere nuovi ricordi o nuovi dettagli e noi sempre prenderemo e trascineremo nella nostra cartella che abbiamo creato o con questo nome della persona o con qualsiasi altro nome che appunto era utile per noi. E in questo modo saremo sicuri che creeremo uno spazio nel nostro quotidiano, non avremo gettato qualcosa che comunque resterà sempre importante per noi perché qualsiasi relazione ci aiuta a conoscere degli aspetti di noi e secondo la Kabbalah qualsiasi compagno è un compagno comunque della nostra vita e ci permette appunto di migliorarci e di conoscere degli aspetti che altrimenti ci sarebbero sconosciuti, aspetti di noi che vanno migliorati e dunque è pur sempre materiale a cui possiamo ancora attingere. Possiamo ulteriormente zipparlo per comprimerlo e per fare in modo che non si aprano in modo inatteso dei file nei momenti meno opportuni e lasciarlo lì, considerare la pratica archiviata. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, spero che sia stato tutto chiaro. Eventualmente mi potete fare delle domande nella parte dei commenti perché sono sempre liberi e accessibili e tutti possono appunto commentare. Grazie ancora per la vostra attenzione e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto.